puntata. Milena Guglielminetti, direttore della disabilità e non autosufficienza del distretto di Belluno, introduce un progetto che trasforma l'inclusione in esperienza reale. 24 ragazzi diventano protagonisti, vivendo da vicino l'atmosfera delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. È solo l'inizio di un viaggio fatto di emozioni, crescita e cambiamento. Io sono Milena Guglielminetti, sono il direttore della disabilità e non autosufficienza del distretto di Belluno dell'azienda ULSS 1 Dolomiti e sono la responsabile del progetto Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto per l'azienda. Il progetto Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto è stato finanziato dal Ministero della Disabilità e dalla Regione Veneto, che hanno creduto in questa iniziativa che è partita tantissimi anni fa dall'ULSS numero 4, che è il nostro capofila e che ci ha visto già partecipi alcuni anni fa con questa iniziativa, e adesso in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi si è strutturato con l'ottica di lavorare sull'attività anche sportiva oltre che sull'attività lavorativa e di inclusione, e quindi ci è parsa un'ottima opportunità. E quindi in collaborazione con l'ULSS 4 abbiamo dato avvio a questa cosa insieme alla Fondazione Milano Cortina, con cui abbiamo collaborato per cercare di capire che tipo di attività poter fare per i ragazzi. Hanno indossato la divisa dei volontari a tutti gli effetti e quindi siamo entrati insieme a loro nel villaggio, che era il luogo rispetto alle venue più appropriato, dove si poteva gestire meglio l'attività. Ho visto i ragazzi pieni di entusiasmo nell'entrare in relazione in un contesto altro che dà emozioni a tutti noi, perché c'è un bellissimo clima, sia durante le Olimpiadi che le Paralimpiadi. Siamo molto contenti dell'aspetto proprio di inclusione. Queste attività si sono svolte grazie anche a tutto un lavoro che c'è stato prima della partenza, sia con la Fondazione Milano Cortina, ma anche con tutti il SIL, i servizi di integrazione lavorativa del Veneto, che sono stati tutti coinvolti. Abbiamo, per questioni logistiche, individuato 24 ragazzi e con loro abbiamo fatto anche un incontro preliminare quando la Fondazione ci ha chiesto di farli venire per conoscere il villaggio e per dargli la divisa. Il lavoro fatto dagli educatori era cercare di dare in mano tutta una serie di informazioni che permettessero poi ai nostri coordinatori, al nostro coordinatore Laviana Moretti del SIL di Belluno e anche all'Elisa De Marc, che sono l'educatore insieme a me, che abbiamo avuto la possibilità di entrare nel villaggio e di seguire da vicino proprio i ragazzi nelle loro attività. Il progetto l'abbiamo strutturato un periodo che è partito dal 1° di febbraio al 15 di marzo, dando a tutti i ragazzi l'opportunità di essere a Cortina per 15 giorni. E quindi danno l'opportunità al primo turno di partecipare a tutti gli eventi legati alle Olimpiadi, al secondo turno tra Olimpiadi e Paralimpiadi e al terzo turno le Paralimpiadi. Le cose che mi ha emozionato è vedere come alcune famiglie sono venute a dirmi: ma come facciamo? Ma è la prima volta che mia figlia esce di casa, non sappiamo le reazioni. E poi quando sono tornata dopo 15 giorni erano entusiasti, quasi commossi proprio per questa cosa, e hanno visto un'opportunità per i loro figli sia di crescere su un piano anche di esperienza e di acquisire delle abilità da poi spendere magari in altri contesti, e sia anche una tranquillità di sapere che l'esperienza ha un valore aggiunto e che ci si può affidare a qualcuno e di essere meno soli, ecco, in questo percorso.